Attiva Sicilia ha incontrato il coordinamento siciliano di Italexit, il movimento del senatore Paragone. Rappresenteremo all'Ars le istanze condivise di autonomia e sviluppo della Sicilia. Con questo spirito, Attiva Sicilia e la delegazione siciliana del partito Europa per l'Italia Italexit con Paragone hanno intrapreso un rapporto di collaborazione con la certezza di poter rappresentare all'interno dell'Assemblea regionale siciliana le condivise istanze autonomistiche di sviluppo e tutela del territorio. Nel corso dell'incontro sono intervenuti i deputati di Attiva Sicilia e i vari esponenti regionali del partito, tra cui Antonio Damaso di Agrigento. Come Italexit in Sicilia ci stiamo strutturando bene con tutto il comparto dei dirigenti. I ragazzi di Attiva Sicilia ci hanno accolto in modo cordiale, i 5 deputati fuoriusciti hanno fatto questa scissione guardando prettamente al territorio. Il nostro accordo politico, più che un accordo, è un inizio di un cammino guardando alle problematiche prettamente del territorio siciliano. Noi ci prontiamo, essendo siciliani, e guardiamo molto vicino allo statuto, all'autodeterminazione, alle problematiche che incombono praticamente, che sovrastano il territorio. E noi abbiamo iniziato questo percorso cordiale con Attiva Sicilia. Diciamo questo, che ci diamo l'opportunità di essere presenti come Italexit sul territorio, lavorando assieme ad Attiva Sicilia, che vuole radicarsi sul territorio guardando esclusivamente al territorio siciliano, cercando di portare delle giuste proposte alle problematiche che oggi vive il nostro territorio. E noi, siccome abbiamo molti punti in comune con Attiva Sicilia, abbiamo deciso di iniziare questo percorso assieme a Matteo Mangiacavallo, Tancredi, La Pagano, Angela Foti e gli altri componenti di Attiva Sicilia, facendo in modo di portare avanti un lavoro egregio, dando la possibilità a questa comunità siciliana di potersi elevare, perché negli ultimi 50 anni di politica siciliana prettamente se ne sono altamente fregati i politici che ci hanno rappresentato fino ad oggi.